regna, per te un grande amore nel mio cuore regna. Benvenuti ancora una volta in questo YouTube di Antonio Lai, vi saluto con affetto. Questo qui è un breve intervento di saluto e di ringraziamento a un enorme uomo, Claudio Ranieri. Ma prima di tutto vi chiedo il like alla pagina, al video e iscrivetevi al canale YouTube di Antonio Lai, cantautore, giornalista e scrittore, se ancora non l'avete fatto. Andiamo avanti. Claudio Ranieri, gigante della storia del calcio sardo, perché già nell'88 aveva avuto questo esploit incredibile, in sole 2 stagioni ci ha portato dalla Serie C alla Serie A. Torna dopo tantissimi anni a fare che cosa? A riportarci in Serie A con un'azione assurda, rocambolesca. Già solo il nome di Ranieri aveva, come si dice a Cagliari, infogato la squadra in maniera ormai irreversibile. Si torna in Serie A e vi ci si rimane. È ovvio che appena finita la partita che avevo seguito domenica scorsa con mio figlio che ha 10 anni, al quale ho sottratto questi oggetti da tifoso del Cagliari, eccoli qua, tanto per dire che siamo abbastanza brandizzati per oggi, che ho seguito alla radio, perché io la seguo alla radio in quanto sono una persona antica e soprattutto non c'ho i quattrini per pagare l'abbonamento Sky. Comunque andiamo avanti, e neanche da zone, insomma non le capisco queste cose. Faccio prima ad accendere la radio, ad ascoltare in radio. Tra l'altro è bellissimo perché si sente la narrazione di questi grandissimi cronisti, bravissimi. Ogni tanto bisogna anche toccarsi poco con le palline, perché c'è qualcuno che insomma intervenendo durante la partita porta un pochettino di cucurraggine. Però il Cagliari in Serie A vi ci si rimane. Io subito dopo la partita ho detto che Ranieri sarebbe andato via a mio figlio. Gli ho detto: caro ragazzo, aspettati che Claudio Ranieri vada via, perché si ritirerà, vedrai, da vincitore. Così ha fatto, ha rilasciato una grande intervista al Corriere dello Sport che vi sottopongo. L'ho pescata così dritta dal monitor del mio computer, perché le interviste secondo me sono fatte per essere condivise. L'intervista a Claudio Ranieri che ci saluta spiegando le sue ragioni, che io condivido al 100%. Le condivido così tante che domani sera alle 20:45 ci sarà Cagliari-Fiorentina e io sarò lì. Non tanto per la partita, perché è una partita vinta dall'inizio, nonostante le statistiche dicano che il Cagliari ha il 19% di possibilità di vittoria, mentre la Fiorentina ne ha il 57%. Insomma, risponde abbastanza allo stato attuale, risponde a un pochino alla realtà dei fatti. Il pareggio è al 24%, ma vedrete che, a parte che la palla è tonda, guardiamola, quindi può sempre succedere qualsiasi cosa, come abbiamo visto anche in nel recente passato. Pensate alla partita contro la Juve. Quindi potremo anche tornare a casa senza voce, sgolati totalmente. E comunque avremmo visto una partita stravanara e avremmo potuto salutare questo gigante che si chiama Claudio Ranieri. Ecco l'intervista al Corriere dello Sport. Ciao ragazzi, a presto! Sì, no, io credo che appunto il mio viaggio è iniziato nell'88. Abbiamo fatto 3 anni stupendi, poi sì, ci sono state 2 promozioni, una salvezza e poi sono andato via, sono diventato grande. E adesso mi sembra giusto, dopo la promozione, che magari non ce l'aspettavamo così immediata quando sono arrivata a gennaio, e poi questa salvezza arrivata. Io avevo detto all'ultimo secondo dell'ultima partita, perché nella mia mente avevo rimesso il gol di Pavoletti al 94esimo, però ho deciso la cosa giusta, lasciare adesso. Avevo messo i 3 anni, però insomma è giusto lasciare adesso, a malincuore, perché è una decisione dura, sofferta, ma credo che sia la cosa giusta. Preferisco andare via così e non magari che un altro anno che le cose non vadano bene. Perché? Perché questo? Perché sapete quanto io avessi paura nel tornare e dire: perché devo andare a macchiare se le cose non vanno bene i 3 anni che ho vissuto qua, che mi hanno riempito il cuore, che nei momenti di difficoltà che un allenatore ha, perché io mi attaccavo sempre a Cagliari, a quest'isola felice. E non volevo venire, lo sapete, in parecchi insistevano. Poi quando lessi quelle parole di Gigi Riva
Claudio è uno di noi, se vuole sa che noi qui siamo. E beh, a quel punto sono tornato perché dico va bene, lasciamo stare gli egoismi, andiamo e rischio una brutta figura, rischio quello che ho fatto di buono, pazienza. E adesso però è giunto il momento di lasciarci. Io mi auguro di essere ricordato come una persona positiva, una persona che ha chiesto aiuto ai cagliaritani, ai sardi di aiutarci perché senza di loro, sono sincero, non ce l'avremmo fatta. Il pubblico è stato l'uomo in più veramente perché nei momenti difficili sia dell'anno scorso sia di quest'anno hanno creduto nelle mie parole quando ho detto prenderemo all'inizio delle libecciate che la barca tremerà e così è stato, però siamo riusciti a tenerla sempre dritta grazie a voi. Perché il pubblico non ci ha mai abbandonato, perché è difficilissimo giocare in casa se il pubblico rumoreggia, se il pubblico ti fischia. No, il pubblico ci ha sempre soffiato dietro e i recuperi che abbiamo fatti sono stati grazie a voi e di questo vi sono eternamente grato perché mi avete fatto vivere 1 anno e mezzo meraviglioso. Io sono orgoglioso di voi, spero che sia stato un degno rappresentante di Cagliari e della Sardegna intero. Grazie di vero cuore, ci sarà giovedì notte l'ultima partita e vi abbraccerò calorosamente.